Enrico Bernardini, ex grande campione di hockey, noi ce lo ricordiamo quando venivi qua con le grandi tue prestazioni, tecnico del Prato che è uscito sconfitto con un largo margine dei 100 giovani calciatori in una partita che alla vigilia si sapeva che era difficile per voi. Ma sì, sicuramente non era questa la partita che dovevamo puntare per prendere quei punti che ci manca per poterci salvare. È chiaro che nel mio DNA voglio sempre uscire a testa alta dalla pista, anche quando perdo. Stasera non ci siamo riusciti. È chiaro che la professionalità della nostra squadra, come a livello di società e tutto, ora dipende tanto dai ragazzi. La mia presenza anche agli allenamenti col contagocce, sicché si sta parlando di una squadra fra virgolette autogestita, sicché tanto di cappello ai miei ragazzi, e sicuramente il Prato non è quello visto stasera, mancano poche partite, ma vendere a cara la pelle, perché penso che il gruppo meriti questa categoria e lotteremo fino all'ultima partita per rimanerci. Durante la telecronaca della partita ho colto un aspetto che ho fatto notare anche a chi era a casa quando sei andato a consolare il tuo portiere quando c'è stato l'avvicendamento, quando gli hai spiegato probabilmente lui era demoralizzato forse da aver subito tante reti, e questo è un aspetto molto bello perché si è visto insomma proprio che sei vicino a questi ragazzi, ecco, perché poi li vivi tutti i giorni, è stato bello, insomma, io ho apprezzato questo gesto che l'ho visto dall'alto. Senti, siamo una famiglia, perché questi qui sono tutti ragazzi che sono nati hockeyisticamente da quando io sono tornato da Novara, sicché sono figli, non è che sono per me atleti. Abbiamo passato momenti difficili, sportivamente parlo, ne stiamo passando, ne abbiamo passati anche nella vita, perché nel momento del Covid eravamo sempre noi e ne siamo venuti fuori alla grande, ci permettevano di allenarci, ci siamo fatti compagnia. È chiaro che ci sia questo rapporto fra di noi. Fra l'altro è un ragazzo molto sensibile, è un ragazzo che nella mia lontananza in questo periodo dagli allenamenti e tutto si è fatto sempre sentire, sicché mi sembrava il minimo di andare lì a consolarlo e a fargli credere che lui ancora deve dare tanto, perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di lui come c'è bisogno di tutti. Grazie Enrico, in bocca al lupo e complimenti per la salvezza insomma.